Ed ora apriamo la pagina riservata alla nostra campagna informativa sui luoghi d'arte e di cultura del Friuli Venezia Giulia. Andiamo in provincia di Pordenone per parlare e vedere Valvasone Arzene, uno dei borghi più belli d'Italia. Lo facciamo con il sindaco Marcus Maimayer, che è venuto a trovarci in studio. Grazie per essere con noi e buongiorno. Sindaco, da ieri non solo di Valvasone come detto, ma di Valvasone Arzene. Dunque la fusione tra Valvasone e Arzene ormai è una realtà di fatto. Ci dica intanto quali sono i benefici. In questo caso si può dire che l'unione fa la forza? Beh, sicuramente, intanto buongiorno e buon anno. In realtà sono commissario da ieri e ci siamo uniti sicuramente per cercare di recuperare risorse in questo momento di difficoltà. Quindi è stata una giornata veramente bella con tanti bambini che hanno fatto partire dei palloncini come messaggio benaugurante di questa nuova avventura amministrativa che abbiamo deciso di fare assieme. Avrete più soldi da poter investire? Beh, delle risorse sicuramente importanti arriveranno dalla Regione, ma ci saranno anche novità dal punto di vista del patto di stabilità, perché forse arriveremo addirittura a 5 anni di esenzione di applicazione del patto di stabilità, e questo è molto importante, soprattutto in questo caso per il borgo di Valvasone, dove da alcuni anni dei cantieri importanti per la sua riqualificazione sono bloccati. Beh, un esempio anche per altri comuni. Allora andiamo a vedere questo borgo di Valvasone. Diceva che si segnala come uno dei borghi più belli d'Italia, ha diverse anime Valvasone, così. Sicuramente siamo all'interno del club dei borghi più belli d'Italia dell'ANCI, siamo 9 comuni del Friuli Venezia Giulia e Valvasone da alcuni anni che vi è inserito e si distingue per quella che è la sua peculiarità di conservazione del centro storico. Valvasone è una piccola bomboniera che tra vie, calli e piazzette colpisce subito il turista che viene a trovarci, e poi ci sono il castello, il Duomo con l'organo monumentale, tanti spazi dove fare degli scatti fotografici. Tra l'altro siamo riconosciuti come il borgo delle spose, perché sono tantissime le coppie che scelgono di fare il book fotografico delle loro nozze proprio nel nostro centro storico. E anche questo in fondo è un turismo di nicchia, insomma porta anche questo dei vantaggi economici. Il luogo forse più suggestivo, più da fotografare è il castello? Il recupero del castello, avviato ormai da parecchi anni e che oggi è a buon punto, ci ha fatto riscoprire un teatrino del Settecento che con buona probabilità è il teatrino più piccolo d'Italia, e una sala con degli affreschi profani della fine del Trecento che sono oggetto di tantissime visite. Noi adesso operiamo per delle aperture straordinarie e ogni volta raggiungiamo addirittura il migliaio di persone che vengono a vedere questa meraviglia. Vedevamo alcune immagini del Duomo dove c'è questo organo importante. È un organo fondamentale per la cultura musicale italiana e non solo. È l'unico organo monumentale di arte organara veneta dell'inizio del Cinquecento ancora funzionante. C'è una stagione importante a maggio di concerti e soprattutto un masterclass che si tiene in estate con studenti che vengono da tutto il mondo proprio per provare a suonare su uno strumento così prezioso. A questo punto tutte queste possibilità, tutte queste risorse, come pensate di valorizzarle? Avete già un buon riscontro turistico e quanto pensate di aumentarlo e come? Sicuramente in questi anni, attraverso anche un'altra manifestazione molto importante che è Medioevo a Valvasone, siamo riusciti a recuperare una credibilità e un'attrattività dal punto di vista turistico. Ci siamo inseriti all'interno del club dei borghi più belli d'Italia con l'idea di creare un percorso, un itinerario come potrebbe essere i Castelli della Loria. Pensi che all'interno del nostro club c'è Sesto Reghena, Cordovado, Fabbro, Clauiano, Gradisca. Però quello che manca in questo momento, e può essere anche una sorta di appello di inizio anno, è la presenza di imprenditori dal punto di vista della ristorazione che decidono di sfruttare queste migliaia di persone che vengono ogni giorno a Valvasone per dare magari un servizio di ristorazione. Quante persone l'anno visitano Valvasone e che disponibilità avete di accoglienza in questo momento per accoglierne di più? Allora, diciamo che dal punto di vista dell'attrattività turistica noi abbiamo degli eventi che portano, io credo, anche un centinaio di migliaia di persone registrate in modo ufficiale all'interno dello
l'ufficio turistico che è aperto tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi. Sono circa 10.000 le persone che si registrano. Per cercare di valorizzarle, come ho detto, ci vuole appunto anche la mano del privato. Grazie a Marcus Maurmeier, allora commissario di Valvasone Arzane, per essere stato con noi. In bocca al lupo per i vostri progetti e per il vostro nuovo comune.